Risparmiare energia nelle attività del settore terziario. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti con tutta la campagna che abbiamo fatto, focalizzando l'attenzione nell'ambito del terziario a quel tipo di esercizi commerciali che sono più energivori. In genere gli esercizi commerciali più energivori sono quelli che hanno a che fare con cibi, alimenti. Quindi dai supermercati, grande distribuzione, agli alberghi, ristoranti, bar, gelaterie. Perché la conservazione dei cibi, la necessità di tenere l'ambiente a temperature controllate, portano a dei forti consumi, soprattutto di energia elettrica. Come si fa a risparmiare? Pochi esercizi trasmettono l'autolettura, quindi vanno a leggere il contatore e la trasmettono al fornitore, cosa che è permessa dalla legge, anzi è incentivata. Misurare è quindi importante per poi fare le azioni giuste di risparmio. L'altra operazione sarebbe quella di fare un inventario dei punti di consumo, soprattutto di energia elettrica, che uno ha nella propria attività, per poter capire dove va l'energia elettrica che si consuma e quindi dove può essere più interessante intervenire per avere dei risparmi. E qui vediamo un esempio. L'illuminazione in un bar di questo tipo sta accesa 12-14 ore al giorno, spesso indipendentemente dalla luce esterna, perché si tende a tenere accese tutte le luci anche quando in realtà non sarebbe necessario. I frigoriferi, i frigocongelatori consumano circa un terzo dell'energia. Qui è importante la manutenzione, perché tenere sotto controllo il funzionamento di climatizzatori, frigoriferi e frigocongelatori che funzionano nello stesso modo, con temperature diverse, ma insomma il funzionamento è lo stesso, è fondamentale per risparmiare. Parliamo di illuminazione a LED, perché da pochissimo sono entrati in commercio e quindi sono disponibili pronto consumo, apparecchiature illuminanti o singole lampadine a LED che presentano un risparmio energetico, quindi consumano meno watt, a parità di capacità di illuminazione però. Bene i LED se i LED hanno una certa qualità di base. Perché dico questo? Perché i LED costicchiano ancora, ha senso mettere dei LED se la loro vita tecnica, quindi il loro tempo di funzionamento è superiore a quello delle lampade che andiamo a sostituire. I LED hanno bisogno di essere raffrescati, non con sistemi particolari, devono avere un'autoventilazione che gli porta via il calore. Allora durano effettivamente anche di più e questo giustifica a maggior ragione il loro acquisto, oltre al risparmio energetico. Adesso ci sono delle strisce a LED che possono sostituire i neon con pari efficienza luminosa e con durata di vita maggiore e con qualità dell'illuminazione anche superiore. I LED si prestano anche a molte operazioni di accensione e spegnimento, cosa che non era invece così banale per apparecchiature fluorescenti lineari o anche per le lampade a risparmio energetico, che pativano il numero di accensioni e spegnimenti. Allora, la climatizzazione come frigoriferi, come certe attrezzature, ormai esistono, come per i frigoriferi di casa, di classe D, C, B, A, A++, e così via. Allora anche in campo professionale, climatizzatori, se guardate nei grossi centri commerciali, leggetela, diciamo noi, anche agli esercenti, leggete anche la targhetta dei consumi, perché passare da una classe B a una classe A vuol dire risparmiare il 5-6% di energia a parità di servizio fatto. Un altro risparmio è quello che alcuni climatizzatori, alcuni frigoriferi di tipo industriale hanno le unità messe all'esterno, messe nel retro. Da queste unità, invece che soffiare il caldo nel cortile, in strada, si può recuperare questo calore e
preriscaldare l'acqua calda che mi serve per il processo, quindi anche alimentare la caffettiera, la macchina per il caffè che deve fare vapore, invece di prendere acqua a 8 gradi, prendo acqua a 20 gradi, a 25 gradi, no? Anche questo aiuta nei consumi. Sempre sul controllo dei consumi mi sembra interessante questa, perché è il caso molto frequente di un unico contatore che misura i consumi di gas sia per gli utilizzi della climatizzazione sia per l'utilizzo della cucina, dopodiché uno non sa quanto consuma in realtà per la climatizzazione, no? Quindi questo mediamente è il consumo dedicato alla cucina. Già a partire dal 2015 devono essere cambiati i contatori tradizionali meccanici con contatori elettronici anche per il gas, per cui è possibile la telelettura del consumo e la memorizzazione dei consumi. Un altro discorso importante, perché l'acqua calda sanitaria d'estate andrà a zero, i consumi sono bassissimi, però comincia subito a intervenire perché anche la cucina ha bisogno di acqua calda sanitaria. L'acqua calda sanitaria può essere però preparata da un solare termico, se ho la possibilità, in città non è facile, oppure recuperando calore dagli impianti di condizionamento che abbiamo visto prima, cioè frigoriferi e frigocongelatori e climatizzazione in certi periodi dell'anno devono smaltire calore all'esterno. Invece di buttarlo nell'ambiente esterno lo recupero e mi preparo acqua calda. L'office automation o la domotica, no? Adesso nelle case propongono case intelligenti per cui uno con lo smartphone addirittura accende il forno, accende il riscaldamento, spegne, regola la temperatura, apertura e chiusura delle persiane. Senza arrivare a questi eccessi è chiaro che dal punto di vista elettronico si fa di tutto e di più. Quello che può costare è attrezzare l'hardware, cioè andare a mettere un cavo, un motorino che mi fa aprire e chiudere gli avvolgibili in un appartamento o che mi fa accendere e spegnere l'impianto di riscaldamento da un'altra parte. Devo attrezzare con qualcosa. Dopodiché la lettura dei consumi è una cosa abbastanza banale. Nei supermercati già si fa, sui quadri elettrici che servono i banchi frigo, piuttosto che la cucina, piuttosto che l'impianto di climatizzazione, c'è un apparecchio che trasmette addirittura alla sede centrale del gruppo quali sono i consumi del suo punto di vendita. In questo caso qui esistono delle buone pratiche. Noi insistiamo perché le porte dei locali vengano tenute chiuse quando c'è una differenza sensibile di temperatura tra interno e esterno. Allora negli outlet le porte vengono lasciate aperte. Considerano il fatto di tenere le porte aperte come un invito alla clientela a entrare. Riteniamo che sia importante veicolare un altro tipo di messaggio. Se io riesco a ridurre il consumo di gas metano o gasolio, faccio un bene all'ambiente immediato, che è aumentare la qualità dell'aria, e poi ovviamente riduco l'effetto serra perché emetto meno anidride carbonica e gas effetto serra, no? Con queste piccole forme di risparmio. Spegnere gli stand-by quando non servono, creare dei menu che diano la possibilità il giorno dopo di utilizzare una parte dei cibi preparati o delle materie prime utilizzate il giorno prima per preparare le pietanze. Evitare scarti vuol dire evitare riempimenti e svuotamenti degli impianti frigoriferi, vuol dire evitare utilizzi o sprechi di calore nella preparazione dei cibi e alla fine evitare rifiuti che vanno fuori per gli obblighi che ci sono, che non posso riciclare facilmente cibi cotti in un ristorante. Sì, in effetti è così, più di quello che si pensi. I grossi esercizi non sono tanti e invece ce n'è tanti piccoli, per cui
il climatizzatore singolo cambiato in 700 esercizi fa più che non 10 climatizzatori cambiati in 7 esercizi, che fa solo 70. Quindi è importante che si diffondano buone pratiche e una sensibilità sui grandi numeri. Questo nelle case, questo per le automobili, questo per le attività industriali e commerciali, no? Cercare di ottimizzare gli impianti tecnicamente per il risultato finale è il secondo passaggio. Il primo passaggio è questo, cioè fare in modo che il mio negozio, il mio esercizio, il mio albergo, il mio ristorante abbia meno bisogno di energia per essere riscaldato o raffrescato. Quindi l'involucro dell'edificio deve essere un buon involucro dal punto di vista dello scambio termico. La termografia è una fotografia eseguita all'infrarosso, che quindi evidenzia quali sono le sorgenti di calore o le fughe di calore indesiderate. Queste foto che vi faccio vedere sono sempre fatte a coppie. Una foto è una foto in chiaro, di fianco la termografia dello stesso particolare dell'edificio. Questo è l'esempio di un edificio, è un albergo che già da qualche anno ha rivestito all'esterno la struttura con un cosiddetto cappotto. E da cosa lo notiamo nella termografia? Lo notiamo dal fatto che non si vedono baffi di perdite di calore. Pensate che qui sotto le finestre, quasi tutte queste, c'è un radiatore che, se non ci fosse l'isolamento, farebbe vedere una macchia gialla o sul giallo-rosso del muro riscaldato. Quindi vuol dire che questa superficie è tutta ben isolata. La stessa finestra, una volta cambiato il serramento, è passata dal rosso al giallo. Vuol dire che è migliorato l'isolamento del serramento. Si vede chiaramente che questo telaio qua disperde meno del telaio precedente. Questo è molto importante perché il serramento non è fatto solo da vetro, è fatto da vetro e telaio, e spesso il telaio è il punto debole perché richiede una tecnologia di taglio termico al suo interno. Dobbiamo immaginare d'estate in ambiente urbano, soprattutto, la temperatura esterna va a 35-36 gradi. Dentro, per il comfort degli ospiti dell'albergo, del ristorante, del negozio, tengo 24-26 gradi, quindi ho 10, 12, 14 gradi di differenza di temperatura. Se il sole batte sulla facciata, dopo qualche ora, verso il tramonto, facciate a ovest, all'interno io ho il muro caldo, proprio fa da radiatore il muro stesso. Come lo proteggo? Di nuovo con un cappotto. Devo mettere, meglio se all'esterno, un isolante che mi ferma subito la radiazione. Se faccio un impianto ben fatto, che mi dura 25 o 30 anni, a Udine anche 30 anni, anche 35, perché è vero che c'è meno sole, ma questo ha un risvolto positivo, vuol dire che l'impianto invecchia meno in fretta. Nel deserto della California o a Tunisi un impianto riceve tanto sole e invecchia prima. C'è un modo di valutare il costo che mi fa risparmiare un impianto fotovoltaico evitandomi di acquistare energia dalla rete. Si chiama costo dell'energia risparmiata questo tipo di calcolo, e vuol dire che io confronto l'investimento con quello che nei 20-25 anni mi fa risparmiare il fatto di non comprare energia, ma di utilizzare l'energia fatta, autoprodotta dall'impianto. E allora che cosa faccio? Ho sommato il costo dell'investimento con i costi di esercizio e manutenzione per i 25 anni. Questo è il mio costo. Se lo divido per l'energia che mi ha prodotta, ottengo il costo dell'energia che mi autoproduco. E questo ho fatto, viene un totale di 245.700 euro che devo dividere per i 3.500 o circa 3.600
megawattora, quindi 3.600.000 kWh, e mi viene questo come costo dell'energia, circa 7 centesimi al kilowattora. A quanto compro l'energia? Abbiamo fatto un po' di analisi in questa ricerca per il Comune di Udine e viene fuori che mediamente il prezzo è dai 17 centesimi ai 25 centesimi per kilowattora, quindi vuol dire quasi 3 volte, 4 volte in più di quello che è il costo dell'energia che mi autoproduco. È importante, è significativo? Secondo me è un ragionamento che può reggere, che può essere proposto anche a chi mi presta dei soldi, a livello di dire non ti restituirò il capitale in 8 anni o 7 anni, evidentemente, però in 12 o 14 sì, perché questo è quello che io riesco a risparmiare rispetto alla bolletta e quindi riesco anche a far fronte a un eventuale prestito.